La Polizia di Venezia ha sgominato una fitta rete criminale specializzata nelle frodi informatiche attraverso la cosiddetta truffa dei like e nel riciclaggio del denaro incassato illecitamente. L'indagine, coordinata dalla Procura e condotta dalla Polizia Postale per il Veneto, era partita dalla denuncia di un veneziano, attirato da proposte di lavoro flessibile e altamente remunerativo, arrivate tramite WhatsApp e Telegram o sui social. Avrebbe dovuto semplicemente mettere mi piace a video di piattaforme famose o recensire hotel o canali social in cambio di compensi che andavano da 2 a 5 euro. Effettivamente i primi guadagni, pari a poche decine di euro, erano stati realmente accreditati sul suo conto. Poi però era stato inserito in gruppi Telegram riservati e invitato a depositare denaro con la scusa di sbloccare mansioni più remunerative o per investire in criptovalute. È il momento di svolta della truffa. Quando le somme versate diventavano più consistenti, magari qualche migliaio di euro, i truffatori congelavano i conti virtuali sulla falsa piattaforma e spedivano richieste di ulteriori pagamenti per sanzioni, tasse di sblocco o commissioni, per poi sparire nel nulla una volta esaurita la capacità finanziaria della vittima. L'indagine, concentrata su una complessa rete di conti correnti per occultare il denaro sottratto, spesso frazionato e trasferito all'estero, ha infine permesso di arrivare ai prestanome e ai promotori della frode. Dopo 7 decreti di perquisizione personale e informatica su tutto il territorio nazionale, si è arrivati alla titolarità dei conti correnti che custodivano i proventi della truffa e al sequestro di titoli di credito e documentazione bancaria.